Buonasera, lei è giovane, combattiva, progressista. Oggi ospitiamo un europarlamentare che rappresenta l'Italia, ma che è nata e cresciuta in Ticino e così è arrivata a Bruxelles e a Strasburgo, partendo da Agno, non dall'aeroporto, partendo proprio da Agno. Lei è di Agno, ha fatto le scuole elementari a Agno, poi il liceo a Lugano. Diamo il benvenuto a Elena Elly-Schlein. Elena, ma la chiamano Elly tutti. È un soprannome, buonasera a tutti, sì. Buonasera Elly. Allora, di solito la vediamo in televisione per commentare la politica internazionale, da Trump a Macron. Io l'ho vista anche sulla CNN, dove se la cava alla grande, devo dire, con l'inglese. Qui bisogna parlare un po' di sé, ma va bene lo stesso? Sì, è un po' più faticoso, devo ammettere, però ci proviamo. Ci proviamo. Allora, Agno, giusto, Sì. Scuole elementari di Agno, Sì. il liceo Lugano 1. Sì, esatto. Esatto. Ho studiato bene. Ho studiato bene, poi Bologna e poi voilà. Ma ne parleremo. Allora, è un gioco, abbiamo delle pedine, un alter ego per fare questo gioco del mondo. Imperatore, amore, la morte, l'eremita, la fortuna oppure il matto. Elly-Schlein che sceglie? Ma facciamo la fortuna, che ultimamente manca un po'. Manca un po' di fortuna, però lei le cose se le va a prendere non per fortuna, voti per esempio, no? O conta anche la fortuna nella politica? Ma diciamo no, effettivamente nella politica meno, nella vita un po' sì, un po' lo credo che conti anche la fortuna, sì. Allora, siamo sulla partenza, il dado è lì, è da trarre, come si dice, Benissimo. e vediamo il gioco di Elly-Schlein dove la porta. Prego. Proviamo. Oh, è un buon Facciamo segno. subito un bel colpo, facciamo un 6. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, siamo sul lavoro. Lavoro, professione politica, è una professione o è una passione? Cos'è la politica? Ma secondo me è un servizio che si fa a tempo determinato cercando di cambiare le cose. Ecco, io faccio parte di quei tanti che a un certo punto si erano allontanati dalla politica per ragioni del tutto legittime, magari perché disillusi, perché non si sentivano più rappresentati. Ma a un certo punto si capisce che finché ci allontaniamo, diciamo, un po' schifati anche quando succede, noi avevamo una classe politica sempre un po' la stessa da molti anni in Italia, quindi c'era questa fatica a sentirsi rappresentati. Ci siamo resi conto che l'unico modo è metterci in gioco di persona, perché nessuno può fare il cambiamento se non noi stessi, tirandoci sulle maniche e mettendoci insomma la faccia, cercando effettivamente di essere quel cambiamento che vogliamo vedere nella società. E questo ha fatto fare a molti di noi, anche se abbiamo altri sogni, altri piani nella vita, il passo di dire va bene, proviamo direttamente, ecco, a creare un modo nuovo di fare politica, di dimostrare insomma che si può fare anche con pochi mezzi a disposizione, ma con tanta voglia di fare, con tanta umiltà e con tanta, diciamo, propensione all'ascolto delle persone. Quando è cominciata questa voglia di mettersi in gioco? Perché alla fine, diciamo, lei ha studiato magari già al liceo già si è un po' politicizzati, ci sono le classi, sì. uno rappresenta gli studenti, all'università non ne parliamo tantissimo. È già da lì che si sperimenta, fra i banchi di scuola si sperimenta la democrazia. Ma diciamo che al liceo... Anche se poi il professore è quello che decide, ma ci si può organizzare come studenti. Sì, diciamo che al liceo c'era già qualche primo segno, anche se all'epoca, devo dire, ero ancora poco interessata. Avevamo una piccola aula del liceo 1, l'aula K, dove ci trovavamo come comitato e insomma immaginavamo cose. Abbiamo fatto qualche sciopero una volta, mi sembra, a Bellinzona, sui tagli. Mi ricordo che abbiamo fatto delle giornate autogestite in cui ecco, lì qualcosa c'era. Diciamo che forse si è rafforzata di più nel momento in cui poi sono arrivata all'università in una città come Bologna, che è una città attivissima, vivissima dal punto di vista delle battaglie politiche, della passione politica e civica anche nell'università. E lì sicuramente ho iniziato con l'attivismo studentesco, prima cercando di portare un po' di cultura in facoltà. Io portavo dei cineforum perché ho una grande passione, come sicuramente sa, per il cinema, e poi ecco mi sono lasciata coinvolgere più dalla parte politica perché ne abbiamo sentito il bisogno di non lasciare le cose come stanno, e da lì un filo conduttore unico che mi ha portato un po' per caso, insomma, dove
dove sono adesso, perché dall'attivismo studentesco nelle associazioni universitarie ne abbiamo poi creata una insieme a tanti amici che in particolare lavorava sul tema del carcere e della immigrazione, che sono poi temi di cui, guarda caso, mi sto occupando anche oggi in Parlamento europeo, cercando di sensibilizzare la società e la cittadinanza. Quindi a quel punto una cosa ha tirato l'altra e c'è un filo molto stretto con quello che poi mi ha portato ad un impegno più attivo nella politica, che è passato attraverso l'esperienza che ho fatto da volontaria nelle campagne elettorali di Obama, sia nel 2008 che nel 2012, dove questa passione, soprattutto anche per la parte di comunicazione politica, si è ulteriormente rafforzata e poi mi ha portato a cercare di prendere quell'esperienza e applicarla come possibile, per quanto possibile, nelle nostre battaglie in Italia. È stato un bel periodo, quello del 2008, quando lei ha deciso di andare a sostenere, credo, contro il repubblicano John McCain, il candidato democratico che poi ha stravinto. Voilà. Però lei ha studiato a Bologna, perché adesso abbiamo già svelato una carta, che lei è appassionatissima di cinema e quindi quest'estate, presumo, alla 70ª edizione del Festival del Film di Locarno, lei ci andrà di sicuro? Come tutti gli anni, non me ne sono persa una da 14 anni, credo, ho iniziato nel 2003 e appassionatissima del festival, che è una parte fondamentale della mia formazione e della mia passione per il cinema. Abbiamo la casella cinema e ci arriveremo. Quindi Elly Schlein studia al DAMS prima e poi giurisprudenza. Quindi un po' questa doppia anima, da una parte la passione per le cose dell'arte, studiare al DAMS, che è una facoltà che è predisposta proprio allo studio per lo spettacolo, l'arte, la cultura, eccetera, eccetera, e dall'altra parte invece la giurisprudenza e poi la politica. Perché, vede, quella casella è rappresentata da due facce, sono il lavoro, quindi da una parte c'è l'anima artistica e dall'altra parte l'anima più tecnica, vogliamo dire, di Elly Schlein. È possibile fare una sintesi fra questi due mondi? Domanda di riserva, sta già svelando i miei conflitti interiori. È quello un conflitto? Perché alla questo fine è un enorme conflitto, sì, questo è il conflitto, diciamo, che mi tortura quasi quotidianamente, perché è difficile conciliare questi due mondi, apparentemente lontani, ma forse non così lontani. Io ho sempre fatto la battuta, quando ho fatto questo passaggio di università, che in realtà le professioni del giurista, dell'avvocato e del regista non sono così distanti, perché il regista, soprattutto se vuole raccontare un certo universo, deve tuffarcisi dentro, deve conoscerlo approfonditamente, deve immergersi fino al punto di esserne parte. E così come il diritto a sua volta permea tutte le cose intorno a noi, anche come devono essere fatti, di che materiali questi tavoli, anche insomma le nostre giacche, sta dappertutto intorno a noi. Ecco, e questa capacità di includere in sé mondi e universi tanto distanti è un tratto comune, credo, di queste due bellissime professioni. Poi entrambi. Si occupa di migranti tanto come certo. regista, aspirante regista, esatto. E poi anche come europarlamentare. Allora, andiamo oltre il lavoro e a questo conflitto che verrà risolto. 5 numeri forti. Ho fatto bene a scegliere la fortuna. Allora. No, quella se la lascio Sì. 1, 2, 3, 4, 5. Lo stadio. Ecco, siamo sullo stadio. Lo stadio, io non so se Elly Schlein faccia qualcosa di sportivo, ha camminato molto, devo dire, nelle sue campagne elettorali e politiche, sempre, anche mutuando quel termine dello slow food in slow foot, giusto? Esatto. Piede lento. Esatto. È quello il suo sport o c'è altro? Beh, allora, intanto faccio parte orgogliosamente della nazionale parlamentari femminile che abbiamo creato con tante altre colleghe per, diciamo, accendere i riflettori sui diritti delle sportive, spesso dimenticati, spesso non sono riconosciute nemmeno come professioniste, e quindi lo facciamo come sostegno alle sportive e quindi ogni tanto gli stadi li vediamo piccoli, diciamo. Ma però, cosa nazionale di calcio? Di calcio? Certo, e in che ruolo sì. gioca? Attaccante, presumo. Centravanti, però sono molto arrugginita. Da piccina avevo giocato persino nell'Agno, nell'FC Agno. Sì, all'elementare o giù di lì. Però altri sport, sono un disastro al bowling, sono molto brava a biliardo, se contano anche questi. E per il resto, ovviamente, come tanti nati e cresciuti in Svizzera, ho la passione dello snowboard o degli sci, per chi è gli sci. Io sugli sci ero un po' negata, quindi sono felice di essere passata allo snow. E invece
invece lo slow food cos'è? Lo slow food era l'idea di una campagna collettiva, di una campagna a piedi, dove sapendo di non avere risorse, perché io quando mi hanno chiesto di candidarmi ho subito segnalato che erano matti, perché avevo un cognome difficilissimo da scrivere per le preferenze e non avevo una lira in tasca, quindi diciamo non ero il candidato, la candidata ideale. Però ho detto, se volete proprio farmelo fare, facciamolo insieme, facciamo una campagna collettiva, usando con intelligenza le poche risorse che abbiamo e quello che abbiamo imparato dalla rete, dall'utilizzo dei social, da questi modi innovativi di fare campagna che ho potuto osservare ad esempio nelle campagne di Obama. Cerchiamo di ripartire da lì dando l'idea che noi non stiamo chiedendo un voto, ma stiamo chiedendo un contributo, cioè un sostegno, fateci dormire una sera a casa vostra per risparmiare un albergo, dateci un'idea, una competenza, qualcuno si metteva a fare il catering a casa per gli aperitivi, eccetera. Quindi la slow food era l'idea di camminare simbolicamente per tornare all'ascolto della cittadinanza, perché abbiamo sentito come il palazzo si fosse allontanato progressivamente, sempre di più, dai bisogni dei cittadini. Certo. E quindi la slow food era camminiamo sui territori per riascoltare quali sono le esigenze, per dare un segnale opposto appunto di disponibilità Quindi all'ascolto. con una battuta mi verrebbe da dire si è messa en marche e ha portato bene a Macron, ma questa è un'altra storia. Certo che la politica un po' la sensazione è quella, che non ci sia più quasi la destra e la sinistra, ma chi ha un posto al sole e chi non ce l'ha, chi ha una poltrona e chi non ce l'ha. È un po' così la percezione fra l'establishment e l'anti-establishment. Mai come ultimamente si è sentito parlare di questo conflitto fra establishment e anti-establishment. Lei Sì. poi a marcia si è messa, voglio dire, slow food è arrivata, è stata eletta con 55.000 preferenze, tanto nelle circoscrizioni del nord-est per il Partito Democratico, allora sì per il PD, poi c'è stata una frattura. Sì. È così adesso, la politica, c'è questa frattura, si sente, fra chi è nelle istituzioni e chi è fuori, fra chi ha un lavoro, chi non ce l'ha. È più così o ci sono ancora i vecchi schemi della destra e della sinistra? Allora, sicuramente c'è, sicuramente è anche, diciamo, amplificata da una narrazione su questo, insomma, no? Sull'idea della casta che è utilizzata ed è partita da tante riflessioni anche giornalistiche, penso ai contributi di Gian Antonio Stella, e poi è diventato un discorso politico, ad esempio, che ha segnato il successo nel 2013 del Movimento 5 Stelle di Grillo. Sicuramente c'è. Dopodiché il tema è che sono mancate delle risposte e se mancano le risposte è evidente che il cittadino tendenzialmente si senta meno rappresentato e le risposte sono venute a mancare a prescindere da chi stava al governo, anche in condizioni di alternanza di governo. E ci aggiungo, da persona di sinistra, che quando la sinistra si mette a rincorrere la destra e a fare politiche di destra, ovviamente si appallottolano tutti al centro e in questo modo ancora di più si dà l'impressione che siano tutti uguali e che non ci sia una risposta nella politica, nella rappresentanza. E ancora di più le persone si disilludono, si allontanano e smettono di votare. Allora la difficoltà è invertire questo processo e far capire che proprio se noi ci allontaniamo rafforziamo chi ha sempre fatto la politica anche, diciamo, con effetti negativi su di noi e quindi l'unico modo è partecipare e effettivamente cercare di fare la differenza. Elly Schlein ha una poltrona importante comunque, anche se sono 750 le poltrone. Sì. Forse il Parlamento indiano è l'unico Parlamento al mondo che ha più poltrone della comunità europea. 751 siamo tanti, ma siamo anche rappresentanti di una comunità di 500 milioni di abitanti e che sono tanti. Sì, e di 28 paesi membri diversi. Il possesso di una poltrona non rischia di ammorbidire la propria verve? Ha mai subito questa tentazione, non so che chiamarla, quasi fisiologica, deriva quasi? Devo dire, non nella passione con cui provo ogni giorno a portare avanti le battaglie che sono, devo dire, talmente coerenti che divento quasi, diciamo, noiosa forse, perché insomma sono sempre le stesse nel percorso politico, anche se ci sono state, diciamo, diverse vesti per portarle avanti, prima l'attivismo da strada, poi diciamo, l'adesione al PD, poi l'esperienza con Possibile, nata da poco, però le battaglie, i principi, i valori sono sempre quelli. Certo che questo lavoro rischia di cambiare le persone, di cambiarne i connotati. È una sfida quotidiana quella di non farsi cambiare, quella di mantenere quella verve, quella vicinanza, quella voglia di cambiare le cose, quella voglia di ascoltare. Il palazzo può corrompere alcuni. Sì, appunto, se uno rimane una testa dura è più facile che cambiamo noi il palazzo. Ecco. Allora, oltre allo sport e al Football Club Agno, dove ci porta il dado?
6, Ho ma che fatto bene numero? a scegliere la fortuna. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siamo sulla stazione ferroviaria. Io ho detto un po', insomma, partita da anni, appunto, non con l'aereo, si viaggia in treno, anche se il treno è diventato il modo di viaggiare, soprattutto le linee super veloci della elite rispetto agli aerei. Adesso gli aeroporti sono quelli prezzi stracciati rispetto ai treni, no? Sono i treni, si viaggia, l'elite europea viaggia sui treni. Come viaggia Elis Line? Allora, in tutti i modi possibili, ho fatto diversi anni da pendolare, perché io anche quando studiavo a Bologna tornavo qui ad Agno, a Lugano, dagli amici, dalla famiglia, almeno all'inizio una volta alla settimana, una volta ogni 2 settimane, poi adesso una volta al mese, essendo più impegnata, però ho fatto a lungo la pendolare, quindi sui treni avrei tanto da dire, è una parte importante della mia vita, è un modo di viaggiare che mi piace anche molto. Ora purtroppo, devo dire, mi capita di prendere almeno 2 aerei alla settimana. Ci sono tempi lunghi, tempi morti prendendo l'aereo, e questo ovviamente alla lunga è stancante. Però si può viaggiare in tanti modi. Io appunto ho iniziato a piedi, lo faccio quando riesco appunto anche in treno e in aereo. È sempre un'occasione comunque di incrociare altra umanità, e mi stupisco sempre di come poco ci si relazioni nei treni. Adesso ogni tanto mi capita sul Tilo, ad esempio, che si creino delle comunità vere e proprie di persone che si vedono tutti i giorni, quindi cominciano a parlare ed è facile estendersi un po'. Però poi c'era treno per treno anche Ferrovia Lugano Ponte Tresa, esatto, il trenino che la portava al liceo da Agno. Certo. Voilà, possiamo andare oltre il treno. Sì, Poi c'è facciamolo. qualcosa. Perché poi tra l'altro vorrei chiedere, ma lei vive a Strasburgo o a Bruxelles? Francia o Belgio? Allora, io vivo tra Bologna e Bruxelles, nel senso che 4 giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì, siamo impegnati nel lavoro di commissione a Bruxelles. Sì. Una settimana al mese invece siamo a Strasburgo per la plenaria, quindi dove discutiamo e dove votiamo. E diciamo che il resto della settimana, per cui dico spesso abbiamo 2 settimane in una in realtà, cioè dal giovedì alla domenica sono in giro per l'Italia oppure per l'Europa per fare conferenze, dibattiti, campagne, quello che serve. Quindi siamo sempre in giro. Stavo facendo prima la battuta che probabilmente da quando sono stata eletta ho fatto la spesa solo una volta, perché ovviamente uno prende le cose fresche, certo. Però se sta 4 giorni qua e 3 di là, alla fine rischia di farle andare a male. Quindi questo è un po' un problema. L'altro problema è la storia d'amore del tutto non corrisposta con la raccolta differenziata porta a porta, perché raccolgono i sacchi il lunedì e il martedì, e uno il lunedì e il martedì non c'è mai, e quindi deve convivere con i sacchi finché non riesce a trovare quel lunedì che riesce a portare giù la spazzatura. Certo. E poi Agno ogni tanto e sulla spazzatura andiamo avanti. E poi a Agno si torna ogni tanto. Sì. Si torna spesso. Per un bel po' tornavo anche a fare la lavatrice in Svizzera ogni tanto, perché la lavatrice che ho a Bologna è molto piccola. 5. Ma qui sotto il 5 non si va. 1, 2, 3, 4, 5. Siamo sugli ostacoli. Allora, un vecchio detto dice on ne trahit que par les siens, cioè il tradimento avviene di solito all'interno dei propri colori, dalla propria fede. Lei ha vissuto in fondo un dissidio all'interno del Partito Democratico, perché lei si è candidata per i colori del PD e adesso invece c'è stata la frattura con Renzi, che nel frattempo è tornato, Matteo Renzi, in sella del Partito Democratico. Le fratture nel proprio partito sono quelle più dolorose, ma in generale nella propria famiglia è là che si vedono gli ostacoli maggiori, più difficili da superare, dove c'è prossimità affettiva magari, che poi viene tradita o... Beh, certo, sicuramente è sempre difficile separare completamente il politico dal personale, soprattutto se si è persone tendenzialmente empatiche. Quella fase lì è stata particolarmente dolorosa perché era un progetto in cui avevamo investito tantissime energie, tantissima passione, appunto, per cercare di rilanciarlo, e per rilanciarlo in una direzione che ci sembrava più giusta. Purtroppo gli ultimi 2 anni, da quando siamo usciti, perché noi uscimmo, appunto, fu la prima scissione, diciamo, poi recentemente sono usciti anche altri, Bersani, eccetera. Però ecco, io lo chiamai un ricongiungimento familiare, allora, perché ovviamente l'elettorato più vicino a noi quella scelta l'aveva già fatta nel non riconoscersi in politiche di governo che erano del tutto opposte a quelle promesse agli elettori nel corso della campagna del 2013, no? Che è stata comunque l'ultima campagna per le elezioni politiche che c'è stata. Certo che chi come me, dopo
quella elezione del 2013 aveva occupato il PD contro le larghe intese, quindi quel governo Sì. tra PD e Forza Italia, e quindi Berlusconi, ecco, chi aveva occupato il PD contro le larghe intese, una volta che sono le larghe intese che occupano il PD, che diventano strutturali, che ne dettano diciamo le politiche di governo, non puoi insomma che chiamarti fuori, perché ti senti alla lunga corresponsabile, ecco, perché la battaglia dentro, se non ti lasciano gli spazi di agibilità politica, perché si riduce molto la democraticità, ti taglia fuori, ecco, e di questo abbiamo preso atto. Però ecco, fuori c'è un movimento, c'è grande richiesta di rappresentanza, l'ha dimostrato anche il referendum del 4 di dicembre. Certo, lei ha passaporto svizzero, politica in Svizzera non esiste. Beh, la seguo ovviamente Certo, attivamente, però sicuramente. sì, no, non ho mai pensato, ecco. Non ha mai pensato di... Perché poi il discorso della politica è anche la politica fatta nelle commissioni di quartiere, nella prossimità. beh, Lei è l'ha importante. vissuta, camminando, no? Ha incontrato le persone, storie proprio Certo. di un'umanità vissuta così, in strada, nelle piazze. Sì. E poi si va in un Parlamento così grande, 750 persone, non le manca questa temperatura. Ma no, perché mi sono impegnata già da subito a tenere questo filo, cioè una delle difficoltà più grandi in questo momento di grave crisi, la più grave crisi dell'Unione Europea, è proprio sentire le istituzioni europee così distanti. Molti cittadini non sanno neanche bene che cosa facciano gli europarlamentari, non aiutati da, diciamo, un discorso mediatico e politico che tratta molto spesso con superficialità l'importanza del livello decisionale europeo, che ormai, insomma, sulle grandi sfide su cui l'Europa si gioca il suo futuro. Sono tutte sfide globali, europee. Non basta più la dimensione nazionale per risolverle. Io mi occupo di immigrazione, mi occupo di giustizia fiscale, ma anche politica estera, anche le politiche ambientali e quelle economiche e sociali. Ecco, tutto ci serve per dimostrare che non si possono più risolvere queste cose al confine nazionale. Bisogna lavorarci ad un livello europeo e quindi superiore. Questa è la grande sfida. Per cui tenere insieme i livelli locale, nazionale ed europeo è una sfida quotidiana, perché ci fa fare un po' da antenne tra questi diversi Dopo livelli. Brexit temeva Frexit, si è parlato dell'uscita della Francia dall'Europa, sarebbe stato un duro colpo da assorbire per la comunità europea. Sì, che Dal suo comunque... punto di vista. Sì, certo, sarebbe stato un colpo durissimo, dopodiché è ovvio che il business as usual, che è una parola molto usata a Bruxelles, non possa più andare avanti. È chiaro che questa non è l'Unione Europea che avevano in mente le nostre madri fondatrici e padri fondatori, è chiaro che quella era un'Europa di maggiori diritti e di maggiori opportunità per le nuove generazioni. Così non è stato, bisogna andare a vedere perché, e cioè un processo di integrazione che è rimasto incagliato a metà, che è stato tutto, diciamo, economico e molto poco sui diritti, sull'aspetto sociale, che è stato tenuto fuori. Se non si completa, non abbiamo bisogno di nessun euroscettico che ci dica che così non funziona, era evidente di per sé. Bisogna avere il coraggio di costruire quella gamba che manca e senza la quale l'intero impianto europeo fa fatica a funzionare. Però, insomma, è una grande responsabilità delle nostre generazioni, che sono nate e cresciute per prime europee. E con quella gamba andiamo, qui c'è la casella cinema, chissà se ci finiamo, bisognerebbe Devo fare un due. 2. Vediamo se ce la fai, Gisline, a fare un vediamo, 2? vediamo. Poi io sono appassionata di giochi di società, quindi... E voilà! E voilà! Vede che quasi nulla è per caso. Siamo sul cinema, dicevamo, della 70esima edizione del Festival di Locarno, sarà in programma, se non sbaglio, dal 2 al 12 agosto. Mi diceva che è stato importantissimo per lei, che vuole fare anche cinema. Sì. No, non si nasconda, no. Soprattutto, come regista, soprattutto cinema, certo. Spero che dopo un'esperienza politica riuscirò a ritornare su quello che da un bel po' è un grande sogno, cioè fare la regista, occuparmi di raccontare storie. La storia lei l'ha raccontata, tra l'altro è stata premiata, anche, porta anche il suo nome, il documentario di Roland Seiko intitolato Ania, la nave, Esatto. e documenta la migrazione degli albanesi. Certo. Premiato col David di Donatello come miglior documentario, quindi c'è già Bravissimo. una... Posso solo fare peggio in futuro. A questo punto bisogna abissare con qualcosa, Sì. magari un pardo, no? Magari, sarebbe un sogno. Dunque è stata una bellissima esperienza, la prima viva sul set, eravamo una troupe di 5 persone, la storia è splendida perché è la storia di chi dopo 45 anni di regime non vede più i militari al porto e questa umanità che salta senza pensare più a niente, portandosi dietro la spesa, senza dirlo ai familiari, salta su questa grande nave, su queste grandi navi e con grande voglia di libertà, con aspirazione di libertà. E noi dopo 20 anni siamo andati a cercare le persone che erano su quelle navi per vedere che storia avevano fatto. Tra l'altro
l'altro anche adesso mi occupo di Albania anche al Parlamento europeo, è un paese con cui ho un rapporto strettissimo. Una bella storia perché fu la prima, diciamo, popolazione che migrò massicciamente verso l'Italia, la prima a subire una forte criminalizzazione, il pregiudizio. Ecco, poi cambiano i protagonisti, ma la storia e la dinamica è un po' sempre la stessa. Alla fine è una storia di diciamo. integrazione o no? Sì, in gran parte è una storia di parte. integrazione, però bisogna dire una cosa, il pregiudizio quando si insinua velocemente, ma poi ci vogliono decadi, se non secoli, per, diciamo, superarlo. E questo lo vediamo oggi, insomma, con il razzismo, la xenofobia, che sono purtroppo sempre presenti, gli episodi di violenza sono quotidiani. Però per dire, quella è una storia che ci insegna come invece la diversità è una ricchezza. Forse è la storia anche di questo paese, anche della Svizzera, è una storia di diversità che si fa ricchezza, di comunque culture che si creano sinergie e riescono a trovare un loro equilibrio di convivenza. Lei scusi, sì, di convivenza? No, dicevo, l'esperienza più bella che mi porto dall'aver fatto la scuola qui in Ticino è proprio quella di essere cresciuta fianco a fianco con ragazzi non solo appunto svizzeri, italiani, ma anche portoghesi, albanesi, kosovari, serbi, bosniaci. E questo ci ha insegnato più di ogni altra cosa quanto siamo tutti uguali, pur nelle nostre differenze, che non vanno annullate ma valorizzate. Però quanto meritiamo di avere uguali opportunità e diritti. Ecco, questa è stata un'esperienza fatta qui che mi ha profondamente segnato poi nel proseguimento delle battaglie politiche e delle cose. Però per tornare al festival, il festival perché dico che è stata una grande palestra? Perché è stato sempre un po' il mio modo di viaggiare in estate. Grandi viaggi non ne ho mai fatti finora, perché poi cade d'agosto, no? Spezza, diciamo, l'estate. Le vacanze se le giocate lì. Esatto, quello è un modo di viaggiare, perché riusciamo a guardare con gli amici con cui andiamo anche 60-70 film nei 10 giorni, siamo pazzi, iniziamo la mattina e finiamo con l'ultimo film in piazza, e tante lingue diverse, tante culture diverse comunque ti apre degli orizzonti straordinari. È una grande perla che noi abbiamo, il Festival Internazionale del Film di Locarno, ed è, non ho paura di dirlo, di prendermi questa responsabilità, uno dei più belli d'Europa, proprio perché annulla le distanze tra chi il cinema lo fa e chi il cinema lo ama, e permette l'incontro di questi mondi, che è utilissimo per ambedue le parti, proprio per arricchire il discorso filmico. Sul piano emotivo lei viene interpellata di più come politica o come cineasta? Ovviamente come politica in questa fase, e infatti il conflitto interiore è quello, che insomma è difficile portare questa carica di passione per le arti, per la creatività, per l'emotività dentro la politica. Ci si prova e insomma è una sfida quotidiana, però è anche difficile perché si sente che si sta anche rinunciando a tante altre cose, perché comunque è una professione che assorbe completamente, perché comunque al giorno d'oggi 24 ore su 24 sei reperibile, le aspettative delle persone sono molto alte e tu devi sempre cercare, insomma, di essere disponibile per ma tutti. lei è anche molto attiva sui blog, sui social. Sì, questo è vero. La politica non si fa solo in piazza, ma ormai certo. anche, e forse soprattutto anche. Tutti e due i piani insieme. Piani. Io anche ieri ho fatto due incontri. La piazza fisica e la piazza virtuale, siete lì, è lì che si gioca la partita. Sì. Allora, riusciamo probabilmente a chiudere, a tornare sulla partenza. Ok. Qui abbiamo rallentato il passo. L'amore? Bene. Bene. È una bella casella, l'amore. Sì, se ci fosse il tempo per viverla. Davvero? E no, non posso nascondere che effettivamente questo lavoro, come ho appena finito di dire, lascia poco spazio per il resto della vita, diciamo. Questo è vero. Infatti gli amici soffrono perché mi conoscono per una che prima c'era sempre, usciva sempre, era sempre disponibile, e adesso è più difficile. E i suoi genitori amano il percorso che ha fatto lei? Ecco, questa è una bella domanda, perché devo dire di sì. Mi hanno sostenuta moltissimo, ogni tanto anche quando io non ero entusiasta, diciamo, ho trovato in loro, diciamo, nell'idea anche di dare a loro un motivo di orgoglio. Insomma, io ho sempre fatto un percorso, mi sono sempre, mi odieranno se mi ascoltano, ma mi sono sempre considerata un po' la pecora nera della famiglia, no? Che i miei fratelli, insomma, hanno fatto un percorso molto lineare, molto chiaro. Io li ritrovo entrambi molto talentuosi, molto intelligenti, e quindi io, che non avevo
avevo ancora capito, no, bene che cosa volessi fare, o comunque avevo questa idea di fare cinema, no, che sempre vissuta un po' come più evanescente. Ecco, con questa cosa spero di avergli fatto del bene. La mia famiglia ha avuto un ruolo fondamentale, faccio sempre questa battuta, me l'hanno chiesto anche a Berna una settimana fa, da dove viene questa, diciamo, grande speranza europeista, federalista, e la battuta è che da loro mi viene da mio padre, che in realtà è un americano. Però proprio perché è uno storico, proprio perché purtroppo la sua famiglia ha vissuto, diciamo, le tragedie delle grandi guerre, ha capito le esigenze e la necessità perché l'unione è stata fatta. E quindi anche le storie familiari si sono intrecciate, la lotta antifascista di mio nonno, il suo percorso di difesa degli ultimi, e mi piace pensare che hanno prodotto anche me, e che provo ogni giorno a pormi in continuità con questa storia familiare, che è una storia europea alla fine. Elly Schlein, siamo arrivati al dunque. Proviamo solo così per sfizio a vedere se facendo 2, 4, 6 arriviamo alla partenza, così la chiudiamo proprio. Allora, devo fare 6. Deve fare 6. Prima ci siamo riusciti col 2. Proviamo. Prima col 2 siamo andati al cinema, adesso deve fare 6. Eccoci. No, abbiamo rallentato. Siamo finiti in soffitta, non è proprio una bellissima casella, no. Ma dipende un po' dalle domande. Vabbè, allora l'archiviamo qui, e questa puntata i suoi la vedranno sicuramente, penso. Giusto? Penso di sì. Agnola, RSI si prende, sì. E come? Grazie a Elly Schlein, adesso rientra dove? Bruxelles? Adesso Bologna, domani o dopodomani mattina a Strasburgo per la prossima settimana a battagliare di nuovo. A battagliare, ma lei è pugnace, lo abbiamo detto in entrata. Grazie a Elly Schlein, grazie anche a voi. Ci rivediamo come sempre la settimana prossima dopo il quotidiano e prima del telegiornale. Buona serata.